Le regionali, il Movimento 5 Stelle, l'intervento tra gli altri di Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri nella Valle dei Templi ad Agrigento, le incombenze da affrontare e le prospettive. Irene Milisenda. I siciliani il giorno 5 novembre si recheranno alle urne per scegliere il presidente della regione e i 70 e non più 90 deputati all'Assemblea regionale. Siamo nel vivo della campagna elettorale. Se si votasse oggi, come confermato dagli ultimi sondaggi prima del blackout imposto dalla legge in materia, vi sarebbe un testa a testa tra Giancarlo Cancelleri, candidato presidente del Movimento 5 Stelle, e Nello Musumeci del centrodestra. E lo stesso Cancelleri, insieme al vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, peraltro candidato presidente del Consiglio nella primavera del 2018, hanno fatto tappa ad Agrigento nell'ambito del loro tour siciliano. Prima una passeggiata al mercato di Sciacca e poi visita a sorpresa nella Valle dei Templi. Ad accoglierli, oltre al candidato locale all'Assemblea regionale Fabrizio Lagaipa, alcuni sostenitori e il direttore del parco Giuseppe Parello, che li ha accompagnati nella visita. Prima di tutto noi ce la stiamo mettendo tutta perché siamo l'unica alternativa ad una accozzaglia di impresentabili e di surrogati di Miccichè, di Cuffaro e di Lombardo che stanno provando a riprendersi la Sicilia. Siamo l'unico argine a quella ammucchiata politica che ha prima distrutto questa regione e adesso se la vuole riprendere mettendo di nuovo le mani sui soldi dei siciliani. E ce la metteremo tutta per fermare questa cosa. Io ce la metterò tutta come il resto del movimento, soprattutto in questi ultimi 15 giorni. Le richieste dei siciliani sono un po' di normalità. Chiedono un po' di normalità in questa terra, una normalità che gli è sempre stata negata. Gli è stata negata anche perché in passato hanno ridato questa regione nelle mani dei loro aguzzini politici, che erano quelli che ho citato prima. Però adesso l'appello va a tutti i siciliani, di ogni provenienza politica e anche coloro che si vogliono astenere. Dateci una mano a fermare questa accozzaglia di liste, partiti e gente che vi ha già distrutto e ci ha distrutto questa regione. Se il 5 novembre i siciliani daranno un grande segnale, saranno contagiosi e il loro virus positivo riuscirà a contagiare anche il resto degli italiani. Dopo aver presentato il nostro programma di 100 pagine, che è un manuale di istruzioni per risolvere i problemi dei siciliani, abbiamo visto che il programma degli altri lo hanno scritto i Miccichè, i Genovese, i Cuffaro e tutti i condannati e gli arrestati che ci sono nella lista di Musumeci. E siccome questa cosa ci preoccupa perché i reati che gli contestano sono anche il voto di scambio e la distrazione appunto di voti e di somme di denaro per avere quei voti, noi siamo molto preoccupati perché ancora una volta si rischia di far diventare queste elezioni qualcosa di non vero e di non libero. E allora stiamo chiedendo agli osservatori internazionali proprio perché vengano a monitorare su quella che è anche la qualità del momento democratico del voto. Hanno già dimostrato grande affetto nei confronti della città di Agrigento, non è la prima volta che ci vengono a trovare nel corso degli anni, sono diventati un po' veterani di questa nostra zona e ci hanno dato numerosi spunti anche di riflessione su quello che si potrebbe fare per il miglioramento del nostro territorio. Parliamo di turismo, chiaramente di servizi ed altro. Oggi abbiamo il piacere di una loro visita alla Valle dei Templi, che è il cuore pulsante del nostro territorio, e questo sicuramente rappresenta anche, come dire, una testimonianza della loro vicinanza che c'è adesso e che a maggior ragione c'è e ci dovrà essere quando ci sarà l'esito elettorale, che noi siamo sicuri sarà assolutamente favorevole. È un ampio e dettagliato programma amministrativo quello di Cancelleri e del Movimento 5 Stelle, più di 100 pagine, tra i tanti problemi e le possibili soluzioni della Sicilia e dei siciliani. Si parla di investimenti per le imprese, di lavoro, di sanità accessibile per tutti, infrastrutture, strade più sicure, rete ferroviaria più veloce, porti e aeroporti. E poi la questione più incombente ormai, emergenza in Sicilia, l'immigrazione. Come contenerla? La Sicilia è stata lasciata da sola a gestire questo fenomeno dal governo nazionale che con Minniti e Del Rio ci ha fatto assistere al teatrino del litigio, lasciando pericolosamente i nostri sindaci da soli ad assolvere ad una questione che è davvero di rilevanza non solo nazionale ma addirittura europea. L'Europa non può continuare a girarsi dall'altra parte, il governo nazionale non può far finta di nulla e soprattutto la regione non può rimanere a fare da spettatore. Io, se diventerò presidente della regione, chiederò al governo nazionale di diventare commissario straordinario all'emergenza immigrati per poter stare accanto ai sindaci, alle piccole comunità di cittadini che subiscono questo fenomeno, ma soprattutto per andare a dire in Europa, a quei tavoli europei, che non ci stiamo più in questo modo e che vogliamo attenzione
e che vogliamo soprattutto delle misure che possano in qualche modo disinnescare quella bomba sociale che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Questa cosa è molto importante visto che comunque noi abbiamo una tradizione come popolo di migranti, ma soprattutto anche come popolo dell'accoglienza. Sappiamo bene qual è il valore e quello che stiamo mettendo in campo in questo momento, però qui si rischia davvero di innescare una bomba sociale che può diventare molto pericolosa. Come si ferma l'emigrazione? Investendo qui in Italia su politiche che creano lavoro. Non si investe sul lavoro, si investe sulle infrastrutture, si investe sul turismo, si investe sui beni culturali, si investe sull'efficientamento della pubblica amministrazione per ricavare risorse e metterle sulle rinnovabili e crei lavoro. Il lavoro non è fine a se stesso, il lavoro si crea se inneschi i processi produttivi con le imprese e con gli investimenti pubblici. E io sarò al fianco di Giancarlo Cancelleri non solo in questa campagna elettorale, ma anche se dovessimo vincere le elezioni nazionali, perché il nostro governo sarà il governo che andrà ai tavoli europei e farà due cose: contratterà investimenti in deficit oltre il 3% per le infrastrutture anche del sud e contratterà a livello europeo la ricontrattazione dei trattati che stanno distruggendo la vita degli agricoltori, dei pescatori e degli allevatori siciliani. E lo faremo con un'arma, che è quella di dire a quei tavoli: noi vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno, ce ne rientrano 12 come Italia, allora cara Unione Europea, o cambi i trattati che stanno devastando la vita della pesca e dell'agricoltura, oppure noi una parte di quei 20 miliardi ce li teniamo e li cominciamo a dare alle imprese che sono state danneggiate. Sarà un lavoro in tandem, lo iniziamo dalla Sicilia e lo continueremo nei prossimi 4 mesi per andare al governo della nazione.